risultato importante, ovviamente con una serie di osservazioni e raccomandazioni di cui faremo tesoro. Sono assolutamente consapevole che un controllo contabile adeguato permette, come ho detto in conclusione del mio intervento, un'adeguata capacità di agire dal punto di vista politico e amministrativo, e questo per noi è fondamentale. Ovviamente noi faremo tutte le valutazioni del caso anno per anno e cercheremo di offrire sempre il miglior servizio ai cittadini, perché poi tutto quello a cui abbiamo assistito oggi ha una finalità fondamentale: gestire bene le risorse nei confronti dei cittadini. La sanità, che ovviamente è la stragrande maggioranza del bilancio, anche la Corte oggi ha più volte ribadito quanto la Regione investa in sanità. È chiaro che serve anche lavorare sui modelli organizzativi, perché la spesa fa sicuramente la sua parte, poi il modello organizzativo che permetta a quella spesa di essere efficiente e portare a casa i risultati. Su questo stiamo lavorando, abbiamo già lavorato in realtà, essendo la prima regione in Italia a chiudere l'AIR con i medici di base per le case di comunità, e successivamente lo faremo anche per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali. E chiaramente la costituzione in tutte le case di comunità di realtà vive che permettano al nostro territorio di sgravare il pronto soccorso, gli ospedali, e soprattutto di poter garantire cure territoriali e un medico di medicina generale per ciascun cittadino del paese.